Oggi un interessante incontro qui per parlare delle problematiche relative al bullismo, al cyberbullismo con l'associazione dei finanzieri. Sì, un incontro dall'elevato valore educativo per i nostri ragazzi del biennio e del Gallo e dello Sciascia che oggi partecipano qui all'auditorium, un incontro con l'avvocato Antonio Maria La Scala, il fondatore di Gensenova, che tratterà dei temi di cui si parla moltissimo, anche perché purtroppo sono temi legati a fatti di cronaca quasi quotidiani, ma nei confronti dei quali bisogna dare una giusta informazione e formazione ai nostri ragazzi, perché bisogna assolutamente prevenire tutte le forme, dico io, di mancanza di rispetto, che poi le chiamiamo bullismo, cyberbullismo, e nello stesso tempo bisogna educarli a un uso consapevole e un uso corretto e dell'intelligenza artificiale, che è una grande risorsa dei nostri giorni, ma nello stesso tempo porta con sé delle possibili potenziali insidie che devono essere assolutamente rese manifeste, note ai ragazzi per evitarle. Diciamo che la scuola per quanto riguarda queste tematiche porta avanti iniziative che seguono un po' quelli che sono i dettami delle linee guida ministeriali. Noi abbiamo regolamenti per la lotta al bullismo, al cyberbullismo, per un corretto uso dell'intelligenza artificiale, abbiamo dei team appositamente predisposti, ma a parte l'azione che quotidianamente deve essere svolta dalla scuola, è necessario anche offrire ai ragazzi opportunità come quella di oggi, cioè confronto con persone come l'avvocato La Scala, che su questi temi si lavora perché li tratta quotidianamente nella sua attività professionale e nello stesso tempo, riconoscendone la grande valenza educativa, divulga, incontra e approfondisce con le scuole di tutta Italia, come sta facendo questa mattina con noi. La collaborazione con l'AMPI e con Gensenova è ormai una collaborazione collaudata per la nostra scuola. Io personalmente li conosco anche dagli anni passati, ho sempre lavorato con loro, perché a parte i contenuti, a parte la valenza del loro intervento, c'è da mettere in risalto anche il metodo, il modo come l'avvocato La Scala si pone nei confronti dei ragazzi, con un linguaggio molto coinvolgente e con esempi efficaci, e i ragazzi rimangono, per esperienza questo lo posso dire, molto ma molto colpiti, ed è quello che speriamo noi, che si lasci realmente il segno. Tutto ciò che pubblicate, tutto significa tutto, su Instagram, su Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, chi più ne ha più ne mette, tutto non si cancella mai più. Io spero che almeno questo, dopo 20 anni di battaglie che facciamo su questo fronte, io mi auguro che almeno questo sia chiaro a tutti. Ma voi pensate che mettete il calcio sul telefonino e si cancella? Ma veramente pensate nel 2025, pensate ancora questo? Nessuno vi ha detto questo? Spero di no. Cioè voi pensate che io metto il calcio, ti mando un messaggio, un video, una foto, una schifezza qualunque, poi metto il calcio, sparisce. Non sparisce niente, sparisce dal telefonino, non dalla rete internet. Se dico fesserie, correggete. La polizia soprattutto, che è più specializzata perché c'è la polizia postale, ma lo può fare anche la finanza carabinieri, senza problemi. Però la polizia postale non si occupa dello specifico di questi fenomeni. Ci impiegano pochi minuti a recuperare tutti i messaggi e le foto che avete cancellato. Ma veramente pensate che mettendo il calcio si cancella? Non rischiamo su questa cosa. Attenzione, prima di fare scemenze con i telefonini. Non si cancella nulla. Cioè, ma lo sta dicendo l'avvocato La Scala? No, assolutamente no, lo dice la legge. Esiste una legge che le scuole dovrebbero conoscere a memoria, tutti, studenti e docenti, a memoria. Il decreto legislativo numero 71 del maggio 2017, la legge che ha introdotto il famoso cyberbullismo. Ce l'ho introdotto, ha descritto il cyberbullismo. La legge si chiama la legge sul cyberbullismo.